Arriva oggi in aula il progetto di legge che ambisce a definire a livello regionale le procedure e i tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Si tratta, a mio avviso, di una discussione importante che ha animato il dibattito pubblico per mesi e che oggi ci mette di fronte ad una prova intensa, una prova che credo richieda senso di responsabilità, maturità, volontà e capacità di dialogo e che anche ci richiama a trattenerci, ad attenerci a toni appropriati. È vero, arriviamo a questa discussione in virtù di un pronunciamento della Corte Costituzionale che nella sostanza ha già definito il confine tra ciò che è lecito e ciò che non è lecito. Ma anche nel limite della discussione determinato appunto da quanto già stabilito dalla Corte e stando pienamente all'interno del perimetro che definisce la competenza legislativa regionale, è indubbio che temi così delicati richiedono profondità di pensiero e profondità di argomenti. Credo sia indispensabile nella discussione di oggi evitare facili semplificazioni, stare distanti da scontri di natura ideologica, rimanere fermi contro estremizzazioni o peggio banalizzazioni della materia oggetto della nostra discussione. Dico questo per il rispetto che dobbiamo agli oltre 9.000 cittadini che hanno sottoscritto questa proposta e a tutte le persone, ricordate più volte oggi, che con interesse sincero osservano lo svolgimento e gli esiti della nostra Assemblea. Lo dico perché abbiamo l'obbligo tutti di lavorare con intelligenza e pazienza per disincagliare il tema del suicidio medicalmente assistito da un dibattito che rischia di essere fuorviante e costruire così le condizioni per trovare punti di incontro e di sintesi e per garantire, per quanto di nostra competenza, una risposta chiara a chi si è rivolto a noi, alla politica, per affrontare una questione così cruciale. E pur comprendendo come il progetto di legge presentato possa incontrare opinioni difforme, riserve e qualche dissenso, seppur da versanti opposti, credo si possa dire senza dubbio che questo testo si avvicina allo spirito e alla lettera dell'ordinanza e della sentenza della Corte Costituzionale. Non sta a noi, questo mi è molto chiaro, entrare nel merito del pronunciamento della Consulta, di cui dobbiamo in qualche modo semplicemente prendere atto per limitarci a dare indicazioni operative agli uffici regionali che dovranno applicare concretamente e che già hanno applicato gli indirizzi della Corte. Ma per la delicatezza del tema e devo dire anche per onestà intellettuale, credo sia ragionevole non sottrarsi al nodo cruciale della discussione, per dotare anche di un orizzonte di senso il nostro intervento normativo e per fornire un'indicazione e una visione al legislatore nazionale qualora, come più volte richiesto anche dalla Corte, decida finalmente di entrare in maniera compiuta su questo tema, perché io credo che in parte ci sia anche questo nella decisione che prendiamo oggi, e cioè la volontà di lanciare un segnale politico chiaro che sia forte al Parlamento italiano rispetto alla necessità, direi all'urgenza, di dotare il Paese di una legge organica sul suicidio medicalmente assistito. Va infatti ribadito che noi oggi, ma anche la Corte Costituzionale con molto più potere di noi prima, stiamo intervenendo su questo tema perché chi avrebbe il dovere e il potere di farlo, cioè il Parlamento, non lo ha fatto fino ad ora. Un'inerzia che giudichiamo grave, a cui è indispensabile porre rimedio quanto prima. Comprendo la difficoltà della politica a entrare in questo campo, lo stiamo vedendo anche dal dibattito di questi giorni, a trovare soluzioni che si muovano nella zona grigia che sta tra la vita e la morte delle persone, a regolare per via normativa i problemi che la scienza e la tecnica, oltre che l'etica, ci pongono di fronte. Ma proprio per difendere il diritto costituzionale, aggiungo anche il diritto umano delle persone a vivere con dignità e libertà, il diritto di decidere di se stessi fino all'ultimo atto della propria esistenza,
magari scegliendo di porre fine a una vita ridotta ad insopportabile sopravvivenza, rappresenta una frontiera che la politica oggi deve avere il coraggio di raggiungere. È già avvenuto nel passato che le istituzioni siano state capaci di rispondere a domande complesse. Nel 2017, quando con l'approvazione della legge 219 si introdussero nel nostro ordinamento alcuni principi innovativi e chiarificatori rispetto all'articolo 32 della Costituzione. Primo fra tutti quello che ha esteso il dovere della Repubblica alla garanzia della salute anche al diritto di ciascuno di rifiutare le cure e l'accanimento terapeutico, fino anche alla possibilità di richiedere l'accompagnamento alla morte naturale attraverso il ricorso alla sedazione palliativa profonda. Questa è già legge dello Stato. E non a caso, infatti, la Corte si richiama proprio a quelle norme e a quei principi per intervenire sulla questione del suicidio medicalmente assistito. Ma la società cambia rapidamente e quelle norme vanno ripensate anche alla luce di nuovi bisogni non più comprimibili, così come rapidamente evolvono le opportunità che la scienza e la tecnica ci offrono. Al contempo dovrebbe con coerenza avanzare anche l'estensione del livello della civiltà e dei diritti delle persone, e la politica dovrebbe accorgersene e farsene carico. L'evoluzione delle terapie mediche ha modificato il morire, che oggi avviene sempre più frequentemente dopo un lungo processo di medicalizzazione, spesso dopo una lunga permanenza nel tempo della sofferenza. Spesso l'intervento della scienza medica strappa alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, in certi casi però senza riuscire purtroppo anche a restituire loro una condizione di vita sufficientemente accettabile. Certo, il tema della convivenza lunga con la malattia, a cui ci hanno giustamente richiamato anche i vescovi, va costruito senza banalizzazioni, senza dare il minimo spazio a qualsiasi tentazione di legittimare la cultura dello scarto, di chiudere gli occhi davanti a situazioni di abbandono o solitudine, o a tentativi di emarginazione dei soggetti più fragili, privi di affetti familiari e possibilità economiche. È un piano di confronto rispetto al quale, ad esempio, Assessore Lanzanin, la Regione del Veneto molto di più dovrebbe fare, a partire dall'erogazione di adeguate cure palliative, appropriate terapia del dolore, al fine di alleviare davvero le sofferenze davvero di tutti. Ma se nulla e nulla può giustificare un disinvestimento o un disimpegno individuale e collettivo sulla cura e sull'assistenza, al contempo tutto ciò che è possibile deve essere fatto per garantire una morte dignitosa e rispettosa delle volontà personali nei casi in cui se ne presenti la dolorosa necessità. Sulla base di questo oggettivo bisogno la Consulta si è espressa prima con l'ordinanza del 2018 e poi con la sentenza del 2019, nell'ottica di tutela del diritto alla vita, specie delle persone più deboli e vulnerabili, riconoscendo come insufficiente l'accompagnamento alla morte senza accanimento e senza sofferenza previsto oggi dalla legge 219. Esprimendosi in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'Assise di Milano rispetto all'articolo 580 del Codice Penale, infatti la Corte Costituzionale ha ritenuto che punire indiscriminatamente con l'incriminazione di aiuto al suicidio chi assiste una persona al raggiungimento della morte volontaria sia gravemente limitativo della libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze. Questa determinazione della Corte si fonda direttamente sui principi inderogabili sanciti dalla Costituzione. L'articolo 32, ovviamente, che stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, ma anche l'articolo 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, e l'articolo 13, che ribadisce l'inviolabilità della libertà personale. Imporre ad una persona, dice la Corte, un'unica modalità per congedarsi dalla vita, il ricorso alla sedazione profonda appunto, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, non è conforme al dettato della nostra Costituzione.
Sulla base di questo si fonda il pronunciamento della Consulta, che dichiara dunque costituzionalmente illegittimo l'articolo 580 del Codice Penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi di una persona pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevole, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate insopportabili. Questo è il terreno su cui siamo chiamati a muoverci, in un perimetro dunque già chiaramente indicato dalla Corte. Abbiamo chiara qual è la decisione e abbiamo chiara qual è l'indicazione per i nostri lavori, così come è chiaro il principio a cui si ispira. La nostra comunità civile si fonda sul diritto alla vita come primo dei diritti inviolabili dell'uomo, un diritto da tutelare sempre, anche e soprattutto quando le persone sono in difficoltà, sono più fragili o quando vivono una situazione difficile. Anche quando, proprio per la sofferenza intollerabile, una persona libera chiede di interrompere la sua pena e di concludere dignitosamente la propria vita. Io penso che garantire questo diritto sia un nostro dovere, sia un dovere della politica prima che della Corte Costituzionale. E il Partito Democratico intende farlo pienamente, votando a favore di questo progetto di legge e adoperandosi affinché anche il Parlamento sia chiamato presto ad un'uguale responsabilità. Ma la Corte non si limita ad intervenire sui profili penali sollevati dal Tribunale di Milano. Consapevole della delicatezza della questione e registrando il perdurare del colpevole immobilismo del legislatore nazionale, la Corte, sapendo bene che il proprio pronunciamento avrà e ha forza di legge, pone condizioni rigorose per delimitare l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Condizioni rigorose, dicevo, da accertare in modo pieno, esaustivo e severo attraverso appunto l'intervento del sistema sanitario pubblico. E questo per sgombrare il campo in maniera inequivocabile dal rischio di deriva, che sarebbe intollerabile, questo sì, di una sorta di normalizzazione al suicidio, quale forma socialmente accettata o accettabile, come via di fuga della sofferenza. È il presidio pubblico che garantisce che quel piano non si inclinerà troppo. Per questo appunto non mi convince la teoria dello scivolamento, del rischio di una decisione incontrollabile. Credo che paventare la possibilità che l'introduzione di questi principi rischi di diventare una moda capace di influenzare le scelte e la volontà delle persone, come se una legge potesse fare costume o determinare comportamenti, rischia di essere solo una scusa banale per chi non vuole vedere ciò che già accade, ciò che serve e soprattutto ciò che manca. Allora proviamo a partire da qui, da ciò che già c'è. C'è la necessità per la politica di corrispondere ad un bisogno reale che incrocia drammaticamente la vita di migliaia di persone. Potete non essere d'accordo con questa legge, ma non potete non vedere il bisogno delle persone. C'è il bisogno delle persone che malate, sofferenti, non riescono più a nulla al punto da essere disponibili a voler rinunciare alla propria vita. E dietro queste persone ci sono amici, parenti, familiari che di quella sofferenza si fanno quotidianamente carico. C'è la sentenza della Corte Costituzionale che dice chiaramente cosa dobbiamo fare e come lo dobbiamo fare. E c'è la Regione del Veneto che ha già operato sulla base di queste indicazioni. Cosa manca ora? La specificazione dentro la competenza regionale di materia della definizione delle procedure, dei tempi, delle modalità di erogazione per la prestazione al suicidio medicalmente assistito. Chiarire quali sono i soggetti chiamati ad agire, le aziende sociosanitarie, la Commissione per la pratica clinica, i comitati provinciali per la bioetica, chiarire le modalità di prescrizione del farmaco, come erogare la prestazione, chiarire i tempi per la risposta, tali per cui venga garantito da un lato il dovere alla verifica rigorosa, ma anche alla risposta soddisfacente. A questo siamo chiamati e su questo semplicemente verte il progetto in esame, dentro un quadro che è già
chiaro e che ha fatto la Corte al posto del legislatore nazionale, che su questo è rimasto silente in tutti questi anni. Ho volutamente però inteso non sottrarmi neppure alla discussione più generale, al piano più generale attorno a questo progetto di legge, e l'ho voluto fare per dire con chiarezza in quest'Aula da che parte sto e da che parte stiamo, per dire con chiarezza come la pensa il Partito Democratico attorno a un tema così delicato, perché io credo una comunità politica si fonda anche e soprattutto sulla condivisione di un piano valoriale che diviene identità politica. E in politica, lo dico ai colleghi della maggioranza, non c'è nulla di più importante per spiegare che partito sei e chi rappresenti di dire come la pensi sulla vita delle persone. Nel pieno rispetto, nel confronto continuo di chi anche tra noi ha una sensibilità diversa e rappresenta un pensiero difforme ma ugualmente legittimo. Ma il rispetto e il riconoscimento delle differenze non va mai confuso con l'ambiguità. La fatica della sintesi non va mai confusa con l'incertezza. La volontà dell'ascolto e del confronto non va mai confusa con la mancanza di coraggio di digitare il voto sì a questa legge. A noi dunque il compito di legislatori regionali di offrire una prova di serietà e di responsabilità davanti ai veneti e davanti al Paese, davanti alle persone che ci hanno interpellato, al comitato promotore, ai 9.000 cittadini che hanno sottoscritto la proposta di legge regionale, a Stefano Geller che ha fatto della sua vita un simbolo, ma anche a chi nel silenzio, nel dolore, nella solitudine sta vivendo la stessa atroce attesa del nostro voto. Per tutte queste persone il Partito Democratico è a disposizione.